La suora che compie guarigioni nel corpo e nello spirito. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante che ha emozionato e lasciato senza parole me per prima. Si tratta di una suora la quale è stata guarita, da nostro Signore Gesù Cristo da una gravissima forma di artrite reumatoide e, dopo quell'evento miracoloso è stata insignita da Gesù del potere di poter, guarire varie malattie fisiche e spirituali. Inoltre questa suora, oltre a possedere il carisma della guarigione degli ammalati sia nell'anima che nel corpo, possiede anche altri carismi e doni straordinari, sempre concessi a questa suora da nostro Signore Gesù Cristo e che ricordano un po' i carismi e i doni straordinari di cui era dotato Padre Pio. Questa suora ha infatti il potere della bilocazione, cioè ha la capacità, la facoltà di potersi trovare in due posti contemporaneamente, ha il potere di predire gli eventi futuri, dunque ha il carisma della profezia e poi ha il carisma, di poter, leggere i cuori, quindi il carisma della scrutazione dei cuori. Ma, chi è questa suora che è veramente così straordinaria? Questa suora è una suora irlandese che è nata negli anni '40, il giorno, della Pentecoste. Ecco, una singolare coincidenza, per colei che è stata guarita, da questa grave forma di artrite reumatoide grazie alla copiosa effusione dello Spirito Santo da parte di Gesù e che è stata a sua volta, insignita del dono di poter guarire, a sua volta effondendo ella stessa lo Spirito Santo sugli ammalati nel corpo e nello spirito. Purtroppo un grave lutto segnò la sua infanzia e l'inizio dell'adolescenza perché questa suora all'età di 13 anni, proprio nel Natale del 1959, perse la madre. Di questo evento questa suora parlò in un suo diario uscito, diversi anni fa sotto forma di libro, di cui dopo vi, dirò insomma il titolo perché insomma chi vuole possa in assoluta libertà, decidere di documentarsi sulla vita straordinaria di questa suora che annota appunto in questo diario: "Quella notte, mentre piangevo per la morte di mia madre, udii una voce che diceva: "Non preoccuparti, avrò cura io di te". Non capii che era stato davvero il Signore a parlare, ma sentii una gran pace. Il mattino dopo compresi che volevo farmi suora ed ecco che questa suora all'età di 15 anni decide di entrare nella congregazione delle sorelle di Santa Chiara e poi, decide di prendere i voti, nel 1962. Purtroppo nel 1964 una grande tragedia si abbatte sulla sua vita. Inizia infatti a soffrire di dolori alle gambe, dolori che diventano sempre più insopportabili fino a che i medici, le diagnosticano purtroppo una gravissima forma di artrite reumatoide, e che come sappiamo, porta, progressivamente ad una, invalidità. Tuttavia, questa suora coraggiosa decide di continuare nel suo cammino di fede e prende i voti perpetui nel 1967. Proprio a causa della precarietà delle sue condizioni di salute, praticamente la si trasferisce in Florida, a Tampa, dove, diventa maestra d'asilo, proprio in Florida perché si pensava che, le condizioni miti di clima mite, no, della Florida potessero aiutarla sicuramente, nell'affrontare, appunto nel sopportare la sua malattia, che invece al posto di migliorare peggiora
I medici sono veramente molto preoccupati per le condizioni di salute di questa suora, e secondo loro, insomma, questa suora sarebbe finita entro breve tempo, su una sedia a rotelle. È chiaro che, questa, diagnosi terribile che danno i medici a questa suora inizia a far vacillare la fede, di questa anima eletta, a che a volte, come annota proprio nel suo diario, inizia a dubitare, di Gesù, della sua esistenza, e insomma, la sua fede incomincia veramente a essere messa a dura prova da questa da questi gravissimi suoi problemi di salute. Tuttavia, continua a, volersi fidare di Gesù e nel 1970, proprio per cercare un sollievo, di ritrovare una pace, una fede autentica che questa malattia aveva messo a dura prova, decide di recarsi ad Orlando, dove partecipa ad un ritiro ecumenico. A un certo punto, mentre osserva un sacerdote che sta celebrando l'Eucarestia e che a questa suora ispirava una grande, grande fiducia, sente, dentro di sé una voce chiarissima che le dice: "Non guardare lui, guarda me piuttosto". Ed ecco che questa suora a un certo punto, scrive: "Ricordo di aver dato un'occhiata all'orologio mentre chiudevo gli occhi. Lo ricordo bene, erano le 9:15 del mattino del 9 dicembre del 1970 e la mia sola preghiera fu: Gesù, ti prego, aiutami". In quello stesso momento mi sentii sfiorare il capo da una mano e credetti che il sacerdote mi si fosse avvicinato. Aprii gli occhi, non c'era nessuno, però avvertii una forza che attraversava il mio corpo. È difficile per me descrivere questa sensazione, ma spesso la definisco così. Mi sentivo come un frutto sbucciato. Guardai in giù, osservai le dita delle mie mani, che prima erano rigide anche se non deformate come i piedi. Osservai i gomiti, che prima doloravano. Ora le articolazioni delle dita erano diventate flessibili, i dolori erano scomparsi e vedevo che i piedi nei sandali non erano più deformi. Mi alzai di scatto gridando: "Gesù, sei proprio qui!" Ecco che, questa suora inizia chiaramente a essere contenta di essere guarita, ma ha paura di confessarlo, ha paura di confidarlo a qualcuno, perché teme che qualcuno le attribuisca un carisma di guarigione che non è ancora sicura di possedere. Ma ecco che proprio alla vigilia della Pentecoste, mentre ella è raccolta in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, ehm, questa suora ha un'altra esperienza straordinaria. Le pare di vedere una specie di nube, di nebbia, e si sente chiamare da una voce. Scrive la suora: "Mi voltai per dare un'occhiata verso la porta perché la voce era così chiara che sembrava fosse entrato qualcuno. Oh, non c'era nessuno, ma io avvertivo con certezza una presenza. Mentre mi giravo di nuovo verso il tabernacolo, la voce soggiunse: Tu hai il mio dono delle guarigioni, va e usalo". Subito dopo mi sentii percorrere il corpo da una sensazione bruciante. Ricordo che mi guardavo le mani perché sembrava che avessi ficcato le dita in una presa elettrica. Quel bruciore passò attraverso le mani e ne uscì. Allora la nube di quiete si sollevò. "Gesù, non voglio doni di guarigione, tieniteli per te", dissi. Ma poi, dopo aver parlato con un padre spirituale, decisi:
di compiere la missione che Gesù mi aveva assegnato, cioè quella di viaggiare in tutto il mondo. Ed è proprio questo che questa suora fa ormai dal lontano 1970. Questa suora ha dedicato la sua vita a partecipare a ritiri e seminari che sono stati accompagnati da degli straordinari segni e episodi di guarigione nel corpo e nello spirito. E questa suora tuttavia, nonostante tutto il bene che ha compiuto, è rimasta di un'umiltà sconcertante e lei infatti continua a dire: "È il Signore che opera meraviglie". Sono convinta che nessuno può fare di più che diventare un cartello che indica la sua direzione, per aiutare gli altri a scoprirlo nel loro cuore e permettere a Lui di elargire immense grazie. Ecco che, questa suora ha, lasciato, ecco, ha scritto queste memorie che sono state pubblicate in un libro intitolato "I miracoli accadono davvero", pubblicato nell'ottobre del 2003. Questa suora, ecco, io per quanto riguarda i suoi viaggi, so che ella è molto amica dei veggenti di Meggiugori, e presso Meggiugori questa suora si reca circa 2 volte l'anno. Per quanto riguarda invece gli incontri con i fedeli che hanno bisogno sicuramente della sua opera di guarigione fisica e spirituale, vi lascio in descrizione il link che rinvia al suo sito, dove c'è tutto il calendario degli incontri con questa suora, di cui vi dico il nome. Si chiama Suor Bridge McKenna. Quindi spero, ecco, che questo mio racconto possa aver acceso in tutti voi la fiamma della speranza. Vi invito, insomma, per ogni informazione a riguardo a visitare il sito di questa suora straordinaria, e vi rimando a un prossimo video in cui vi metterò tutte le preghiere insegnate da questa suora per la guarigione fisica e spirituale, che ciascuno di noi, in attesa di incontrarla, insomma, può recitare tranquillamente già da casa sua. Io vi ringrazio per avermi seguito col solito affetto, vi ringrazio per la pazienza, insomma, che avete con me, e per il bene che mi manifestate nei vostri messaggi, nelle vostre email, nei vostri commenti. Vi ringrazio di tutto, che Dio vi benedica, siano lodati i sacri cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria. A presto, miei cari.